Buona domenica, benvenuti alla TG Sicilia. Vediamo i titoli del nostro giornale. Nuovi elementi sull'inchiesta per corruzione che vede coinvolto il deputato forzista Michele Mancuso. Giovedì il GIP deciderà sulle misure cautelari. La procura ha chiesto i domiciliari per lui e per gli altri indagati. Da qui ve ne dovete andare. Nel quartiere Zen minaccia una famiglia assegnataria di un alloggio popolare. L'ennesimo fatto di violenza nel rione dopo le intimidazioni verso il parroco della chiesa di San Filippo Neri. Domenica di preallerta in Sicilia in attesa del ciclone Harry, previsti venti di burrasca, piogge forti e mareggiate con onde che potrebbero raggiungere i 7 metri di altezza. Il capo della Protezione Civile cocina il rischio maggiore nelle aree ioniche già colpite. Da Messina a Siracusa si prepara un piano per la sicurezza, il mare osservato speciale a Catania. I sindaci dei comuni della fascia costiera invitano alla prudenza. A Messina ruspa in azione per mettere in sicurezza i tratti più esposti. Giù le mani dall'oratorio. A Palermo ancora reazioni dopo il caso della parrocchia condannata a risarcire i vicini per gli schiamazzi dei bimbi. Dopo l'arcidiocesi interviene anche il comune. Il sindaco La Galla avvia una colletta. Metto io i primi 1.000 euro. Famiglie nel bosco anche in Sicilia. Negli anni piccole comunità hanno sperimentato una vita lontano dalla modernità. Al TG Sicilia il racconto di Gabriele, cresciuto in mezzo alla natura. La Coca-Cola era fantascienza. Calcio in Serie B, il Palermo ospita lo Spezia. Inzaghi, se giochiamo come a Mantova ci divertiamo. In dubbio Ceccaroni. In Serie C Catania a Monopoli per bloccare la fuga in avanti del Benevento dopo la vittoria di ieri. Toscano verso la conferma della formazione che ha battuto la Cavese. Sfide casalinghe per le altre siciliane di Lega Pro. Il Siracusa con il Cerignola, il Trapani col Sorrento. Ancora ben trovati a questa edizione di pranzo del nostro giornale che apriamo con nuovi elementi che emergono sul caso che coinvolge il deputato di Forza Italia Michele Mancuso. La procura ha chiesto i domiciliari per lui e per gli altri indagati nell'indagine sull'assegnazione di fondi per gli spettacoli. Giovedì gli interrogatori davanti al GIP che appunto dovrà decidere su queste misure cautelari. Il servizio di Rita Cinardi. Gli incontri avvenivano nello spiazzo dell'Hotel San Michele di Caltanissetta. È lì che, secondo la procura, sarebbero state consegnate le mazzette destinate al deputato regionale di Forza Italia Michele Mancuso, l'ultima 2.000 euro nel maggio dell'anno scorso, prima 2 tranche da 5.000 euro ciascuna. A pagarle sarebbe stato il commercialista Lorenzo Tricoli, tangenti che per la procura di Caltanissetta servivano a sbloccare un contributo regionale di 98.000 euro in favore di un'associazione per alcuni spettacoli. I poliziotti della squadra mobile hanno documentato i 3 passaggi di denaro. Altri incontri sarebbero avvenuti nell'ufficio di Mancuso, perquisito nelle scorse ore, dove i poliziotti avrebbero trovato diversi soldi in contanti. L'indagine va avanti da almeno 2 anni. I PM chiedono i domiciliari per Mancuso, accusato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, per Tricoli, ex sindaco di Sommatino e braccio destro del deputato, e per i rappresentanti dell'associazione ritenuti corruttori. Secondo l'accusa, solo 20.000 dei 98.000 euro sarebbero stati spesi, il resto rendicontato con fatture false sovrastimate come per un tributo a Vascrossi, ma è andato in scena. Contestata anche la truffa alla regione. Il nome di Mancuso, dato fino a pochi giorni fa in pole position per un ingresso in giunta in vista del rimpasto, era già emerso in un'altra inchiesta della procura di Palermo su Ninni Sciacchitano, l'ex esperto nominato dal presidente Renato Schifani. In un'intercettazione del 2022 Sciacchitano parlava del suo deputato di riferimento a Caltanissetta, indicando Mancuso mentre illustrava le manovre per orientare le nomine delle aziende sanitarie. Torniamo allo Zen, da qui ve ne dovete andare. Questa è la minaccia che è stata ricevuta da una famiglia palermitana regolarmente assegnataria di un alloggio popolare nel rione. È l'ennesimo fatto di violenza dopo i recenti colpi esplosi contro la chiesa di San Filippo Neri. Orazio Longo.
Il racket delle case popolari torna in primo piano nelle pagine di cronaca a Palermo. Stavolta è toccata a una famiglia minacciata dopo aver ottenuto un alloggio nel quartiere Zen ed essere da poco entrata nell'appartamento. Da qui ve ne dovete andare le parole che sarebbero state pronunciate da due individui, seguite poi da un gesto inequivocabile, una pistola mostrata come ulteriore avvertimento. Un gesto che farebbe propendere gli inquirenti verso il malaffare piuttosto che pensare a una vendetta o a una questione privata. Perché la mafia con gli alloggi popolari ci fa affari, occupandoli abusivamente dietro il corrispettivo di denaro. Sono circa 400 gli appartamenti abitati illegalmente, 23 le abitazioni assegnate dall'Istituto Autonomo Case Popolari e dal Comune, rispettando le liste per l'emergenza abitativa. Sull'episodio indaga la polizia, che ha raccolto la denuncia del capofamiglia minacciato. Ma la questione è più ampia e riguarda anche i temi legati alla distribuzione dell'acqua e alla sicurezza allo Zen, dopo gli episodi di violenza che hanno visto nei giorni scorsi esplosi alcuni colpi di pistola nella chiesa di San Filippo Neri e una serie di intimidazioni ad attività commerciali negli ultimi mesi. Temi che sono sul tavolo della prefettura e delle forze dell'ordine. E a Catania 2 parcheggiatori abusivi sono stati arrestati dalla polizia per estorsione. Entrambi esercitavano nel piazzale della AMTS di piazza Borsellino. Fondamentale la denuncia di due giovani automobilisti che erano stati costretti a cedere del denaro in seguito a gravi avvertimenti. Uno dei due avrebbe detto: dacci i soldi o ti spacchiamo la faccia. E adesso apriamo la nostra ampia pagina dedicata al meteo, perché è una domenica di attese preallerta, quella che sta vivendo la Sicilia orientale, dove secondo le previsioni le prossime 48 ore saranno davvero critiche, soprattutto per le nostre coste. Noi abbiamo fatto intanto il punto con il capo della Protezione Civile regionale, Salvo Cocina. Eva Spampinato. La preallerta e l'avviso straordinario di protezione civile sono stati diramati. Adesso si attende solo lo scorrere delle ore, quelle che separano la Sicilia orientale dall'arrivo del ciclone Harry, la forte perturbazione di origine extratropicale che travolgerà soprattutto la fascia ionica dell'isola. Dall'Etna, tutto il versante ionico costiero dall'Etna fino al Messinese. Già a partire da questa notte e soprattutto nella giornata di martedì, se le previsioni non dovessero cambiare, le piogge saranno intense, con elevato rischio idrogeologico, allagamenti, frane, esondazioni, che sarà ancora più alto nelle zone già fragili. Le aree a maggiore rischio sono quelle storicamente colpite da questi fenomeni, da Giarre, Mascali, Cirreale fino a Calatabbiano e ai paesi della provincia di Messina. Ma è il moto ondoso alimentato dal forte vento di scirocco a preoccupare di più. L'energia che si accumulerà sarà tantissima perché partirà da lontano, dalle coste greche. Interessando un campo molto vasto, ripeto, decine, centinaia di chilometri, potrebbe avere effetti notevoli perché è fortemente energetico. Dal Messinese fino a Capopassero, meno nel canale di Sicilia, onde alte anche 7 metri. Quello che ci preoccupa maggiormente è questo fenomeno del fecce, che interesserà un ampio specchio di mare largo delle coste ioniche. Sono più esposti i piccoli porticcioli e le strade litoranee vicino al mare. Nessuno deve essere impreparato, l'avviso di pericolo deve raggiungere tutta la popolazione, da qui la preallerta della Protezione Civile, nel pomeriggio l'aggiornamento del bollettino. E proprio il mare, come sentivamo nel servizio, è osservato speciale. Vediamo a Catania come si sta preparando la città e come si stanno preparando anche i vicini comuni costieri nel servizio di Tonino De Mana. Andiamo. San Giono Nicolemo, San Giono alla Punta, scappiamo. Sono preparati al peggio, anche a lasciare le case, che praticamente sono a ridosso del litorale. Gli abitanti di Campodimare, a sud di Catania, vivono ore di attesa e di angoscia, in vista dell'eccezionale ondata di maltempo che dovrebbe abbattersi nelle prossime ore sulla Sicilia ed in particolare sul versante orientale. E il mare l'osservato speciale, da qui le paure dei cittadini. Ho paura. Vedo che lei guarda il mare con un po' di timore. Di timore, sì, perché è sempre più vicino e l'abbiamo trovato anche qua al mare, quando ci sono state queste onde. Paura? No, perché non ci abito. Se la perdo, non ci posso fare niente. E metto un po' d'ansia. Lei abita qua, cosa intende fare qualora il mare dovesse essere veramente minaccioso e avvicinarsi così alle case? Prova a scappare.
Già predisposta una fase di preallerta con il comune di Catania, lo stesso hanno fatto i sindaci della fascia costiera, che ha diramato un bollettino in cui si raccomanda prudenza alla popolazione, consigliando di limitare l'uso dell'auto e di evitare l'utilizzo di ciclomotori, di muoversi dalla propria abitazione solo per indifferibili motivi, di evitare sottopassi stradali e di non sostare in prossimità di aree che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e blocchi rocciosi ed evitare di avvicinarsi alle coste marine e ai corsi d'acqua. Dal litorale sud di Catania ad Aci Trezza, dove per precauzione numerose barche sono state spostate e parcheggiate anche sulle strisce blu su disposizione del comune di Aci Castello. La prudenza, è il caso di dire, non è mai troppa. A Messina Ruspe in azione da ieri sera per degli interventi appunto di sicurezza in vista di questa ondata di maltempo. Ci dice tutto Francesco Triolo. Ruspe in azione sin dalla serata di ieri a Messina, che si prepara alla forte ondata di maltempo prevista da stasera sino a martedì. Soprattutto nella parte ionica del litorale sono stati previsti lavori di messa in sicurezza e consolidamento nei tratti più esposti, azioni preventive a Mili, Ponte Schiavo e Galati. Questa è la zona di Galati, sulla litoranea sud di Messina. I mezzi sono al lavoro da ieri in tutta la zona per cercare di costruire delle barriere attraverso i massi che erano sotterranei e che adesso i mezzi stanno cercando di riportare su. Pian piano si sposteranno sempre più a sud per cercare di verificare le condizioni di tutte le barriere che ci sono a supporto, a sostegno, a protezione di tante case che arrivano proprio al limite della spiaggia. I lavori sono concentrati dove il rischio è maggiore, ma anche negli altri paesi della Riviera si sta provvedendo. Giardini e Taormina disposta alla chiusura delle scuole. A Messina città si attende il bollettino della Protezione Civile regionale per una decisione. Intanto è stata disposta l'attivazione del centro operativo comunale per monitorare costantemente l'evoluzione delle condizioni meteo. L'appello è quello alla prudenza. E nonostante le condizioni del mare sono in peggioramento, però proseguono gli sbarchi. Nella notte un barcone con 101 migranti, tra cui 11 donne, è stato soccorso dalla Capitaneria di Porto a sud-est dalla costa di Pozzallo nel Ragusano. I migranti tratti in salvo sono in buone condizioni di salute, solo una donna è stata trasferita all'ospedale di Modica per una frattura scomposta al piede sinistro. A dare l'allarme nel pomeriggio di ieri il sindaco a Matuna, che ha chiesto un intervento appunto tempestivo in considerazione dell'imminente peggioramento delle condizioni meteo marine. E a Lampedusa invece 3 gruppi di migranti per un totale di 165 persone sono stati rintracciati tra l'alba e la mattinata alla Guiccia, a Calapalme e lungo la strada di Ponente. Un grave incidente stradale nella notte a Milazzo. Attorno alle 4 i vigili del fuoco di Messina sono intervenuti in via Gramsci nei pressi della caserma per un'auto con a bordo 5 giovani che si è ribaltata, lo vediamo da questa fotografia, rimanendo in posizione verticale. I ragazzi tra i 20 e i 23 anni sono rimasti tutti feriti ma non incastrati. La ragazza più grave è stata trasferita all'ospedale di Messina, mentre gli altri 4 al nosocomio di Milazzo. Sul posto anche carabinieri e il carro attrezzi. E adesso torniamo sul caso della parrocchia di Palermo, condannata a risarcire i vicini con 45.000 euro perché i bambini fanno troppo rumore. Il sindaco La Galla propone una colletta per sostenere il risarcimento. Ha detto: metto io i primi 1.000 euro. Sentiamo Marco Gullà. Una colletta per la parrocchia Santa Teresa del Bambino Gesù di Palermo, condannata dal tribunale a risarcire 45.000 euro ai condomini per il disturbo arrecato dai bambini che giocano a pallone. A lanciare questa iniziativa per dare un supporto alla parrocchia è stato direttamente il sindaco Roberto La Galla, che sui social ha lanciato una raccolta fondi personale. Gli oratori rappresentano da sempre un presidio educativo, sociale e umano di valore inestimabile, ha detto La Galla. Il gioco non è solo rumore, è crescita, prevenzione del disagio, inclusione, relazione. Difendere il diritto alla quiete non può significare considerare il gioco dei bambini un problema. Parlerò già domani con il parroco, aprendo una ideale sottoscrizione che mi vedrà certamente impegnato come primo offerente di una quota di
1.000 euro. La vicenda si trascina da almeno 10 anni, in cui, secondo la sentenza, le perizie hanno dimostrato danni psicofisici subiti dai condomini e svalutazione degli appartamenti che si affacciano nell'atrio interno dell'oratorio. E le prescrizioni adesso sono molto severe, si può giocare soltanto con un pallone leggero come il Super Santos e soltanto con uno per volta. La pallacanestro è vietata perché i rimbalzi causano rumore, mentre i bambini non possono superare il numero massimo di 15 quando si allenano e 10 per le partite. Quanto agli orari è tutto vietato prima delle 8 e dopo le 20, ma anche nel momento della siesta dalle 13 alle 16. A Catania 7 persone sono state denunciate per abbandono illecito di rifiuti su suolo pubblico, sorpresi dalle telecamere mentre scaricavano ingenti quantitativi di materiali anche in aree più volte bonificate dall'amministrazione comunale. L'operazione è stata effettuata dalla Polizia Municipale con il supporto degli operatori della videosorveglianza e del personale impegnato in zone critiche della città come via Calliope e Case Sante. Elevate multe per oltre 5.000 euro, 4 i mezzi sequestrati. E adesso invece cambiamo totalmente argomento, parliamo delle famiglie nel bosco. Sono state ormai ribattezzate così perché anche in Sicilia ci sono delle piccole comunità che negli anni hanno sperimentato una vita lontano dalla modernità. Noi abbiamo conosciuto Gabriele nel servizio, anzi nel reportage di Lorena Dolci. Vediamo. Prima non c'era nulla, hanno dovuto diciamo creare da zero la strada, portare il telefono. Tra sbalzi e scossoni, Gabriele Mautone, 25 anni, ci accompagna nella sua casa nel bosco, il luogo dove è cresciuto. A 12 chilometri da Piazza Armerina, una contrada lontano dalla tecnologia, nell'abbraccio di una piccola comunità fondata negli anni '80 dal papà Luigi. Io sono partito da Milano con una Vespa e ho fatto tutta l'Italia, Toscana, perché i miei non volevano che io andassi a vivere in campagna, cioè io studiavo alla Bocconi. All'inizio Luigi è solo, poi in un viaggio in India incontra la moglie Marcella. Io per 9 anni, 10 anni sono stato senza luce, però mi piaceva. Però eravate quelli alternativi, insomma. Alternativi come vita, però come valori, diciamo, i valori erano quelli, no? Amore incondizionato, relazione con gli altri, portare anche questi valori nelle scuole. La famiglia, a differenza di quella oggi al centro delle polemiche, mantiene sempre un rapporto con la società e il piccolo Gabriele frequenta le scuole del paese. Persino la Coca-Cola per me era una cosa fantascienza, infatti diciamo quando loro venivano qua loro giocavano con me, con i giochi che avevamo, quindi giochi anche fatti, costruiti da mio padre o giochi in legno, però principalmente la natura. Invece quando andavo in città comunque non mi dispiaceva. Nel tempo Luigi ha costruito con le sue mani questa casa più comoda e accogliente. Gabriele invece va a studiare a Milano e diventa osteopata. Dopo 5 anni la scelta di tornare. Il contatto con la natura mi è mancato da subito, tantissimo. Lì ero circondato da palazzi, strade e la vita milanese è frenetica, anche molto opprimente. Lei ci è riuscito a crescere un figlio qui? Sì, certo. Ce l'abbiamo fatta, è stata una sfida, però è stato anche molto molto gratificante. Tanti amici sono andati via, ma lo spirito è rimasto e l'insegnamento di quel maestro indiano qui di casa di abbracciare quest'albero di gelsi. Ognuno si immagina poi la propria casa sull'albero, invece era direttamente l'albero la mia casa. A Catania si è svolto oggi, esattamente a Sigonella sulla Catania Gela, il presidio Le Donne contro tutte le violenze a sostegno di donne, vita e libertà è dedicato alle donne iraniane in lotta. All'iniziativa ha aderito anche il Sunia di Catania. Il presidio, promosso da associazioni, movimenti e organizzazioni sindacali, si è tenuto a 35 anni dallo scoppio della guerra nel Golfo e ha voluto richiamare l'attenzione sulla responsabilità collettiva nel contrastare guerra, patriarcato e violenza. Per il Sunia di Catania l'iniziativa ha rappresentato un chiaro rifiuto della normalizzazione della guerra e la rivendicazione di un modello di sicurezza fondato appunto su pace, disarmo, diritti e cooperazione tra i popoli.
Una pausa, ritorniamo tra poco con un'ampia pagina dedicata al calcio con tutte le gare delle siciliane che scenderanno in campo a partire dal pomeriggio. A tra poco. Seconda parte del nostro giornale, ancora ben trovati. Adesso il calcio, partiamo dalla Serie B con il Palermo che scenderà in campo oggi pomeriggio alle 17:15 al Barbera contro lo Spezia. Le parole di Inzaghi: non mi interessa difendere l'1-0, se giochiamo come a Mantova ci divertiamo. In dubbio Ceccaroni. Marco Gulla. Indispettito per i commenti post-Mantova, ma carico al punto giusto per la partita di oggi pomeriggio al Barbera contro lo Spezia. Pippo Inzaghi non ha digerito il pareggio di domenica scorsa e soprattutto alcune critiche rivoltegli dalla stampa. Io non posso cambiare giudizio per un tiro al 95esimo da 35 metri senza aver preso un tiro in porta. Io devo andare oltre queste cose. Voi siete bravi alle sostituzioni e allora le altre volte avevano sempre mantenuto il vantaggio ed ora ero stato bravo, cioè a me mi interessa poco. Queste cose non servono a niente se non a creare solo, come ho detto prima, cose poco piacevoli. Noi dobbiamo avere tutti il bene del Palermo per primo. Io sono stato sempre molto cattivo quando la mia squadra non ha fatto le prestazioni che doveva. Dopo Mantova non gli ho detto nulla, perché se giochiamo come Mantova le partite le vinciamo. Oggi al Barbera alle 17:15 il Palermo proverà a battere lo Spezia, che è penultimo in classifica, e accorciare verso le prime della classe. Poi Ampalo è recuperato, ci sarà con Vasic e Palumbo. Spero che tutti abbiano capito che non basta avere una società e un pubblico da Serie A per meritarci là, bisogna costruire qualcosa. Ci ho messo qualche mese, penso di aver capito tante cose adesso. Sono molto contento della squadra, molto contento del gruppo che si sta creando, molto contento del supporto che ho da parte di tutti. Adesso bisogna solo dimostrare sul campo che non mi sbaglio. Ceccaroni è incerto, avendo avuto la febbre per 2 giorni. Il difensore è già tornato ad allenarsi, ma l'allenatore deciderà all'ultimo se far giocare lui o Veroli. Catania questa sera a Monopoli per evitare una fuga in avanti del Benevento dopo la vittoria di ieri. Toscano dovrebbe confermare a grandi linee la squadra che abbiamo visto con la Cavese, con 2 modifiche in difesa e un ballottaggio davanti. Marco Carli. Il Benevento chiama, al Catania tocca rispondere. Al Veneziani contro il Monopoli, i rossazzurri giocano dopo la partita dei Sanniti contro il Casarano. La squadra di Floro Flores, dopo un primo tempo sofferto, dilaga nella ripresa, finisce 3-0 con conseguente +3 in classifica, con ovviamente una partita in più. Il Catania sarebbe sceso in campo comunque per vincere, questo deve fare chi lotta per il primato, ma la vittoria dei campani dà un nuovo ingrediente a quella che è ad ora la sfida al vertice del campionato, visto che alla fine dell'ultima giornata la coppia di testa, composta appunto da Benevento e Catania, aveva 6 punti di vantaggio sulle inseguitrici. Al di là del duello in vetta, i rossazzurri devono restare concentrati sul Monopoli, squadra viva come dice la classifica e come raccontano le ultime 3 vittorie consecutive. Il successo in trasferta per gli etnei manca da fine novembre a Picerno, poi 2 pari consecutivi a Potenza e a Foggia. Toscano cambia la difesa, scelte quasi obbligate considerato l'infortunio di Di Gennaro, Allegretto centrale e lati Pieraccini e Celli. Centrocampo identico a quello che si è visto con la Cavese, attacco probabilmente pure, anche se il ballottaggio fra Lunetta e Bruzzaniti è sempre vivo. Imenez è forte a completare il reparto, con Caturano che scalpita però per dare ancora il suo contributo. Monopoli Catania sarà seguita da Telecolor con diretta stadio, collegamenti dal Veneziani a partire dalle 20, commenti da studio a fine gara, le interviste in anteprima ai protagonisti. Sfide casalinghe per le altre 2 siciliane di Serie C. Il Trapani ospita il Sorrento, il Siracusa riceve il Cerignola. Sergio Colosi. 22 convocati nel Siracusa in campo oggi contro l'Audace Cerignola. Ci sono l'ultimo arrivato Arditi e giovani Barcio, Chiara e Monreale. Contro i pugliesi continui terminale offensivo, in palio punti pesanti tra salvezza e play-off. Sicuramente viaggiano sulle ali dell'entusiasmo, ma che dal mio punto di vista vengono ad affrontare un'altra squadra forte, perché noi siamo una squadra che magari in questo momento non abbiamo tutte le frecce al nostro arco, ma siamo una squadra che può fare male a qualsiasi avversaria. Sappiamo che per loro sarà una partita importante perché l'ha dichiarato mister Maiuri, ma lo è altrettanto per noi.
I recuperi di Di Noi e Palmieri hanno caratterizzato la vigilia di Trapani-Sorrento, partita molto delicata per i padroni di casa in cerca di riscatto dopo il KO di Latina. Al provinciale Trapani imbattuto con 6 vittorie e 4 pareggi e alla disperata ricerca di punti salvezza in attesa di conoscere l'entità della prossima penalizzazione. Gli infortuni di Vasquez e Ciuferri si aggiungono alle numerose partenze, ma l'emergenza Granata non fa più notizia. Era il nostro ultimo servizio che chiude questa edizione del TG Sicilia. Grazie per averci seguito. Vi ricordo che il prossimo appuntamento con l'informazione sulla nostra rete ritorna alle 20. A tutti voi un buon proseguimento e una buona domenica.